Un colpo duro per il nostro export. Per il presidente del Veneto Luca Zaia, i dazi introdotti da Trump colpiscono in modo particolare comparti strategici del Veneto. Serve una risposta concreta e possibilmente coordinata a livello europeo, prosegue Zaia, evitando reazioni impulsive ma agendo con la necessaria fermezza per tutelare lavoro, impresa e competitività. Posizioni diverse sul territorio degli amministratori leghisti che evidentemente non la pensano come il leader del Carroccio Salvini, che ha parlato dei dazi come di un'opportunità per le aziende, auspicando in un trattamento di favore per l'Italia. L'appello che faccio soprattutto a chi ci governa è quello di non andare avanti con le minacce, ma di aprire dei canali istituzionali di dialogo, perché ne va della tenuta dell'economia del nostro territorio. Sono altrettanto convinto che i dazi, se da una parte possono favorire l'economia americana, dall'altra la possono anche danneggiare. Quindi con i dazi perdono tutti. Grande preoccupazione per la tenuta del sistema economico veneto e per le ripercussioni accadute sul tessuto sociale da parte dei primi cittadini, con Forza Italia che ancora una volta prende le distanze dagli alleati del centrodestra. Quando si parla di geopolitica internazionale poi qualcuno pensa che un paese sia differente dall'altro, noi parliamo di Europa in generale e proprio qui sta il nodo. È inutile che pensiamo ai personalismi quando poi ci accorgiamo che sui massimi sistemi il nostro paese non conta nulla se non conta all'interno di un sistema europeo che purtroppo non è il sistema europeo che vorremmo vedere. Abbiamo per troppi anni latitato da questo punto di vista e oggi i nodi arrivano al pettine. Un'Europa debole che negli scenari internazionali non è in grado di farsi valere. Gli esponenti di Fratelli d'Italia confidano nella Premier e nella diplomazia. Oggi so che c'è anche Giorgia Meloni ha disdito tutti i suoi impegni per radunare i ministri attinenti a queste attività, insomma, quindi alla parte produttiva Urso, ma anche all'agricoltura Lollobrigida, ad altri, insomma, insieme anche ai viceministri, e quindi sicuramente il governo pone attenzione, vanno attivate vie diplomatiche, la diplomazia deve essere comunque fondamentale in tutto quello che sta succedendo perché sicuramente non è semplice, ovvio che bisognerà poi anche guardare con attenzione anche ad altri mercati, però bisogna cercare insomma di lavorare affinché questa... All'attacco il PD con il segretario regionale Martella che parla di situazione potenzialmente devastante ed accusa la destra di atteggiamento di sudditanza verso Trump. Qualcuno addirittura ha detto, mi riferisco a Salvini, potrebbero essere un'opportunità per le nostre aziende. Non sarà così, si creerà una situazione molto molto complicata per il nostro export e per i lavoratori. La prima cosa che dovrebbero fare questi esponenti politici dovrebbero chiedere scusa alle nostre aziende, cioè dovrebbero dire guardate ci siamo sbagliati, fino a qui abbiamo adottato una politica di totale subalternità, vi chiediamo scusa, cerchiamo di recuperare.